proveniente dai campi di battaglia di tutto il mondo. Il volo di 100 colombe portatrici di simbolici messaggi di pace nel mondo. È stato questo uno dei momenti più spettacolari della cerimonia svoltasi in mattinata sul Colle di Medea, che domina la valle dell'Isonzo, per ricordare i caduti e i dispersi di tutte le guerre e per celebrare i 40 anni della Rapacis, unico monumento del suo genere in Europa. Nella grande urna di marmo, ai piedi della quale il ministro Carlo Bernini ha oggi deposto in rappresentanza del governo le corone di alloro, sono infatti contenute zolle di terra provenienti da tutti i cimiteri di guerra e ampolle d'acqua dei mari dove si sono combattute battaglie navali. La cerimonia, che si ripete ogni anno per iniziativa dell'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Dispersi e che ha il significato di ricordare il sacrificio di chi, senza distinzione di patria, razza e fede, è caduto sui campi di battaglia, ha avuto un prologo significativo con l'accensione della fiaccola votiva da parte di 2 giovani del mondo unito dell'Adriatico, una ragazza polacca e un giovane afgano, che idealmente simboleggiavano la fratellanza di tutti i popoli del mondo. Sul piazzale antistante il monumento, dove erano convenute persone da tutta Italia, i labari delle associazioni combattentistiche, i gonfaloni delle città insignite di medaglia d'oro, le autorità politiche, militari e religiose, sono stati quindi letti i messaggi inviati dal Presidente della Repubblica, dal Capo del Governo, dal Pontefice e da autorità istituzionali. È toccato quindi al Sindaco di Medea Stacul, al Presidente dell'Associazione Organizzatrice Lattanzi e al Ministro Bernini tenere le orazioni ufficiali che hanno reso omaggio ai caduti, ma che hanno anche fatto inevitabilmente riferimento alla guerra che, a pochi chilometri di distanza, sta insanguinando la vicina Jugoslavia. Noi oggi spenderemo questo tempo per ricordare evidentemente i caduti, questa è la prima nostra incombenza, ma soprattutto per fare appello alla memoria, per prevenire qualcosa per il futuro. Purtroppo la coincidenza è con le ore più difficili della Croazia in questo momento. Noi vorremmo anche da qui esprimere in modo composto un auspicio di pace e anche in modo non neghitoso, voglio dire, in modo cioè impegnato.